Buongiorno, mi dica. Pronto, via Cardinale Cappella numero 28, mi hanno fatto una rapina, il tabaccaio. Combattere la criminalità, aiutare i più deboli, rendere le città più sicure. Operare fra le forze dell'ordine non è facile, soprattutto in un momento storico come quello attuale. Eppure sono molti giovani che scelgono di mettersi a servizio dei cittadini, nonostante le difficoltà, come quelle a volte di mettere a rischio la propria vita per aiutare le persone. In questo momento storico essere carabiniere significa rappresentare quei valori di legalità, fedeltà, impegno, altruismo e spirito di sacrificio che permettono ad un giovane portatore di sani principi di potersi mettere a disposizione e contribuire a svolgere un ruolo importante per la società. Nei secoli fedele è questo il motto dei carabinieri e che spinge i ragazzi ad avvicinarsi a questa professione. Che cosa vuol dire essere un ufficiale dei carabinieri? Ufficiale dei carabinieri significa essere un cittadino che vuole un futuro migliore per sé e per l'Italia, svolgendo una professione sociale a vantaggio di chi ha bisogno, aiutando i più deboli e contribuendo a migliorare le condizioni di vita delle persone nelle città e nei paesi in cui ci si trova ad operare. Tra poche settimane partirà un concorso per l'ammissione all'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri. Qual è l'iter per poter diventare un ufficiale dei carabinieri? Per diventare ufficiale dei carabinieri bisogna sostenere un concorso al termine del quale si frequenta un corso di 2 anni presso l'Accademia Militare di Modena e un triennio presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, nel corso del quale l'allievo, durante il percorso di addestramento, consegue il titolo di studio della laurea in giurisprudenza. Tu puoi diventare un ufficiale dei carabinieri, il tuo posto è tra noi.